Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notiziario di Chioggia Azzurra di oggi sabato 28 febbraio. Ieri in giunta sono entrati come assessori Matteo Penso e Cristina Boscolo Gemello, esponenti di Fratelli d'Italia, chi d'esperienza e chi di primo pelo. Fratelli d'Italia conta due diverse fazioni, i due nuovi assessori soddisfano entrambe. Soddisfano veramente sembra essere una parola grossa, in quanto sembra che di soddisfatti siano pochi. Il clima tra i due è sembrato leggermente teso, mentre la grande insoddisfazione sembra annidarsi tra chi sta dietro le quinte. Insoddisfazione per la spartizione di cadreghe, dimenticando le motivazioni e i fini per cui ci si siede in un'amministrazione, e insoddisfazione per l'affidamento di sottogoverni. In teoria, se si doveva tornare allo status quo precedente alla prima crisi, l'incarico di vice sindaco doveva essere riassegnato a Fratelli d'Italia, invece è stato confermato a Forza Italia. La scelta è stata molto discussa per entrambi gli assessori. Matteo Penso e il sindaco sono due figure molto in contrasto tra loro. Dietro la prima crisi di governo sembra sia stata la presenza nel dietro le quinte di Matteo Penso, motivo che ha spinto il sindaco a togliere le deleghe al vice sindaco Daniele Tiozzo Bragiola, mettendo il partito tra le fila dell'opposizione, nonostante il numero di voti ottenuti abbia permesso al sindaco di essere stato eletto al primo turno. Una parte di Fratelli d'Italia facente capo a Claudio Bullo si è poi staccata, cercando una posizione meno in contrasto con la maggioranza, parte che ora sostiene l'altro assessore, Cristina Gemello. Ciò che invece viene contestato a questa assessore da parte dell'opposizione è la mancanza di esperienza. Nessuno nasce imparato, come si suol dire, ma imparare partendo dai piani alti, dove le responsabilità sono tante, su un comune in cui servono persone capaci, tecniche e competenti, non sembra sia la scelta migliore per la città. Fratelli d'Italia giustifica di aver accettato questa scelta, lo ha fatto penso in consiglio ieri, lo ha fatto il partito con un comunicato in cui si parla di responsabilità politica, di scelte non orientate in base a una logica di convenienza immediata. Il rientro di Fratelli d'Italia dovrebbe evitare il commissariamento o una situazione di instabilità peggiore di quelle viste. Si parla di ricompattare il centrodestra con uno sguardo a lungo termine, esattamente si dice, dare alla maggioranza dei chioggiotti che si riconoscono nel centrodestra la prospettiva di poter scegliere la coalizione che li rappresenta alle future tornate elettorali. Ma siamo sicuri, ci chiediamo, che il centrodestra si senta rappresentato da questo centrodestra, capace di equilibrismi che poco hanno a che fare con la coerenza, cercando stampelle ora in Fratelli d'Italia, compromessi da cui qualcuno sembra essere rimasto deluso, promettendo fuoco e fiamme. Il comunicato afferma che da oggi in poi saranno i principi, le idee a prevalere sui personalismi. Ne siamo sicuri? Ci sono già personalismi che sembrano scalpitare per non aver ottenuto quanto si aspettavano. Come abbiamo detto l'altro giorno, troppi culi per poche cadreghe, e ci sono cadreghe che fanno gola a troppi culi. Magari questo rimpasto possa soddisfare la città, ma abbiamo seri dubbi. Non sembra essere nato sotto una buona stella, ma sotto un firmamento ricco di invidie, di promesse non mantenute, di rancori sepolti ma pronti a riemergere alla prima occasione. Market Cars Italia è la nuova piattaforma per comprare o vendere la tua auto, il tuo mezzo da lavoro, la tua supercar nel caso sia questo il tuo desiderio, ma puoi trovarci anche muletti e motociclette e motorini. In Market Cars Italia puoi inserire gratuitamente il tuo annuncio, è semplice e veloce e non ti costa nulla, o puoi cercare tra quelli pubblicati l'auto dei tuoi sogni. Per ogni annuncio su Market Cars Italia puoi inserire le immagini che preferisci e la tua storia. Market Cars Italia, la nuova piattaforma per comprare o vendere la tua auto. Siamo alla sede della Prometeo con Carlo Muccio, presidente della Prometeo, e con Elso Resler, presidente del Coro Popolare Chioggiotto. Oggi c'è una bella sinergia, c'è una bella atmosfera. Alcune settimane fa siamo venuti a parlare con Carlo
perché volevamo esibirci per i ragazzi della sua cooperativa sociale. Abbiamo incontrato insomma da subito la volontà di Carlo di aderire a questa nostra iniziativa, insomma. Voi fate un mestiere, tra virgolette, che è una cosa stupenda e che deve essere veramente valorizzato sempre di più, cioè quello della cultura, della cultura popolare del nostro territorio, no? Quindi per me queste sono cose importantissime per tutti noi. Soprattutto il piacere è quello che appunto associazioni come la vostra, importanti come la vostra, si rivolgono a noi a chiedere, ma noi, cioè, per noi è veramente un enorme piacere poter condividere con voi questi momenti. Quindi vedremo anche, perché poi noi amiamo la musica, come certo. Io dico noi, Prometeo, i ragazzi della Prometeo amano la musica e vedrete dopo... Perché dovrebbe esserci una sorpresa poi. Infatti, non diciamo nulla, ma c'è una sorpresa. Sì, è uno dei nostri ragazzi che è veramente che è un bravo fisarmonicista. Vista anche il bellissimo piazzale che c'è qui intorno, avevamo pensato di organizzare insieme alla Promete altre iniziative, insomma, con la stagione un po' più bella, insomma. A maggio so che abbiamo rotto le scatole per tutto l'anno col 30° anno, no? Ma quest'anno è il 31esimo. E quest'anno è il 31esimo e quindi si ricomincia. E allora a fine maggio loro verranno a festeggiare con noi nel piazzale e faremo tanta musica. Perfetto, allora godiamoci questa mattinetta. Certo. Questa giornata di solidarietà, ma è una solidarietà dove i ragazzi danno molto a noi. Danno molto a noi. Grazie. Grazie anche a Chioggia Azzurra e a Micaela. Sempre voi con la vostra sensibilità. Che è una corista, E adesso mi esibisco. Certo. Certo. Il caffè del mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia. Mi spiace, ma oggi si parla solamente di politica. Sulla stessa linea del comunicato inviato da Fratelli d'Italia è arrivato anche quello della Lega e in giornata dovrebbe arrivare anche quello di Forza Italia. Anche questo della Lega canta vittorioso per la ricomposizione della coalizione, realizzata con una visione verso la stabilità. Incontri, confronti hanno permesso il rientro di Fratelli d'Italia all'interno della maggioranza, sperando, diciamo noi, di durare almeno a fine mandato. Tale accordo dovrebbe portare al completamento dei progetti già in essere, già avviati. Si parla di un'unità, di un'intesa, di uno spirito rinnovato per dare risposte ai cittadini. Ora si andranno ad individuare le priorità. Lungo tutto il dibattito, comunque, il rientro di Fratelli d'Italia in maggioranza è stato duramente criticato. Ad oggi questa scelta dovrà tradursi in risultati concreti per i cittadini, per favore, non rispetto, non ai politici, sì a poche cose ma importanti. Come disse qualcuno, dove eravamo rimasti? Grazie. Durante il Consiglio i tre che finora hanno agito con un piede in due scarpe hanno deciso di abbandonare Chioggia protagonista e di assumere totalmente la veste di Forza Italia, parte filotosiana, parte filo Marangon. Era anche il momento di farlo, dato il coinvolgimento nel partito di alcuni di loro, all'interno appunto con l'assunzione di ruoli all'interno dello stesso partito. Si tratta di un passaggio tra un partito della maggioranza e un altro partito della maggioranza che non dovrebbe cambiare gli equilibri interni. In ogni caso, ieri il bilancio è passato.
Fondamentali i voti di Fratelli d'Italia per l'approvazione. Fratelli d'Italia, che fino al giorno prima il bilancio l'aveva duramente criticato, lo ha approvato senza fiatare. Ora non ci resta che attendere che i progetti avviati vengano portati a termine, il motivo per il quale si è formata la coalizione. Consigliamo di partire da quello che Fratelli d'Italia ha definito il triangolo delle Bermuda, Piazza Europa, Campocannoni, area ex Cichito. Tra un soffio siamo a Pasqua e siamo ancora sospesi. In via San Marco a Sottomarina e a Borgo San Giovanni trovi il CAF San Marco, non solo CAF, ma anche patronato e dichiarazioni fiscali, ma non solo registrazione di contratti di locazione, sportello immigrazione, dimissioni, NASPI, successioni, agenzia entrate, colfe badanti, visure, domande comunali, bonus e tanto altro. Contatta CAF San Marco ai numeri 041 4761 858 e 327 853 5959. CAF San Marco. L'audizione del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto in quinta commissione del Consiglio regionale non è stata una passeggiata formale, è stata piuttosto la fotografia di una trasformazione profonda che attraversa il Veneto e la politica e non si può più leggere come un fenomeno marginale. I numeri parlano chiaro. Nel 2024 in Veneto sono nati 29.969 bambini, oltre 10.000 in meno rispetto al 2008. Il tasso di fecondità è sceso attorno all'1,2 figli per donna, ben lontano dalla soglia di sostituzione. L'indice di vecchiaia ha superato 212 anziani ogni 100 giovani. Nel solo 2023 quasi 15.000 persone hanno lasciato la regione, metà tra i 18 e i 39 anni. Non sono semplici statistiche, sono progetti di vita che non si realizzano qui. Sono giovani che rinviano o rinunciano a mettere su famiglia. Sono energie che il territorio perde. Il DEF 2026-2028 della Regione Veneto riconosce questa emergenza demografica e questo è un punto importante. Le convergenze positive che sono nel documento programmatico sono il rafforzamento dei servizi 0-6 anni, il sostegno all'abitare per le giovani coppie, la valorizzazione dell'associazionismo familiare, lo sviluppo dei centri per la famiglia, la governance unitaria degli ATS, il sostegno ed affido all'adozione, la promozione del welfare aziendale orientato alla famiglia. C'è un dato culturale che va riconosciuto. La famiglia non viene più trattata come un tema residuale, ma come leva strutturale di sviluppo. Ed è un passaggio politico non secondario. Il nodo degli strumenti, tuttavia, tra il riconoscimento del problema e la sua soluzione concreta resta ancora uno scarto. Molte indicazioni restano nel perimetro dei principi. Servono invece scelte operative, misurabili e universalistiche. Restano ancora deboli e parziali quali settori, per esempio i nidi realmente gratuiti, non solo riduzione delle rette, i percorsi strutturali per i primi 1000 giorni, l'assistenza domiciliare nei 3 anni post-parto, il sostegno stabile alle spese scolastiche ed extrascolastiche, le agevolazioni TPL e boll auto per famiglie numerose, la valutazione sistematica di impatto familiare su tutte le politiche regionali. La differenza è sostanziale tutto questo, ridurre un costo e ridistribuire. Rendere un servizio universale è orientare i comportamenti e dare fiducia. E oggi la questione centrale è proprio questo, la fiducia. La famiglia come chiave trasversale, quindi servono politiche familiari che non possono essere confinate alla sola missione dei 12 del bilancio sociale. Devono attraversare sanità, lavoro, casa, mobilità, formazione, turismo. La domanda posta in commissione appunto da chi si è presentato dell'Associazione dei Forum della Famiglia è semplice ma decisiva. Le storie concrete delle giovani coppie, dei neogenitori, dei caregiver, delle famiglie numerose, come stanno dentro il DEF? Se il documento di programmazione economico-finanziaria non riesce a leggere il ciclo di vita familiare in modo organico, rischia di restare una somma di capitoli di spesa. Quindi serve una scelta di sostenibilità. Serve investire nella famiglia, che non è più solo un capitolo assistenziale, è una scelta di sostenibilità economica e demografica. Il premio Nobel Garky Beck ricordava che il capitale più importante di una società è quello umano e nasce nella famiglia. Se il Veneto vuole restare competitivo,
attrattivo, coeso, deve trasformare questa consapevolezza in politiche strutturali. Gli obiettivi sono condivisi, ora servono strumenti universali, continui e valutabili, perché la demografia non si cambia con un bonus episodico, si cambia costruendo un ecosistema che rende possibile e non eroica la scelta di avere figli. Il Veneto può diventare davvero una regione a misura di famiglia, ma il tempo dell'analisi è finito. È il tempo delle decisioni. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Siamo col consigliere comunale Jonathan Montanariello, siamo usciti un attimo dal consiglio al termine della presentazione della nuova giunta. Nella nuova giunta si è inserito Matteo Penzo con varie deleghe e Cristina Boscolo Gemello con altre deleghe, che durante le regionali tra l'altro erano anche in concorrenza tra di loro. Si sono ambientati a vicenda, come tutto il centrodestra Chioggia. Scusate, il tema è molto semplice. Noi siamo di fronte a una pagliacciata di carattere politico priva di precedenti, e lo dico con molta durezza, perché se noi vediamo, loro vincono con un programma elettorale e con una maggioranza, rompono tra loro, rompono per nette questioni personali tra il sindaco Armelao e Penzo. Arriviamo a momenti di tensione dove si minacciavano querele, denunce, messaggi, mail da pubblicare, rompono. Prima il sindaco riesce ad andare avanti con i transfughi dei 5 Stelle, Veronese, e Energia Civica, che passa dal comitatismo di sinistra più estrema a sostenere una giunta di destra, e nel frattempo ci sono abbiamo una serie di crisi che ogni volta hanno tenuto la città bloccata per mesi. Ricordiamoci che il trasporto pubblico locale noi lo perdiamo, anche se non lo ammetteranno mai, perché durante la crisi con Fratelli d'Italia c'era da andare a trattare e non si è presentato nessuno, avevano altri problemi. Sono passati 5 mesi dall'ultima crisi di giunta, una serie di crisi, si fanno le regionali, si annientano a vicenda, Lega contro Fratelli d'Italia, contro Forza Italia, e 2 in Forza Italia che uno dopo va via, 2 in Fratelli d'Italia, Lega, Finisce questa cosa qui. I 2 silurati politicamente alle regionali adesso entrano in giunta a far che? A votare un bilancio che fin ieri hanno criticato. Loro questo bilancio che oggi voteranno fino a ieri lo hanno criticato. Sono responsabili, perché hanno vinto anche loro al primo con Armelao, di aver destabilizzato una città. Ci troviamo una città che siamo in corso del popolo e sembra un campo di guerra. Hanno asfaltato una delle rive più belle che abbiamo, dove di Sottomarina Vecchia. C'è un'emergenza abitativa piena di precedenti, hanno aumentato le palestre per le società sportive che ricadute sulle famiglie, i canoni cimiteriali, i buoni mensa nelle scuole, i posti barca, la Tari in modo esponenziale, ridotto l'esenzione IMU. Hanno fatto la tassazione numericamente, non politicamente parlando, più alta da quando esiste la storia di Chioggia. Non hanno risparmiato nessuno e oggi loro si rimettono tutti insieme per 2 poltroncine, probabilmente per i 2 che, tra l'altro, ricordiamoci, dovrebbero farsi un esame di coscienza se con il partito della Premier che vince le regionali e che è il primo partito nella città a pochi punti dal PD, che è il secondo, anzi la Lega è il primo, no? Loro sono col partito della Meloni e non ce l'hanno neanche fatta. Non ce l'hanno neanche fatta, quindi vuol dire che la città gli ha dato una porta in faccia. Io non so cosa pensare, guardate che è una schifezza, c'è una schifezza, si sono massacrati fin ieri. Siamo arrivati al punto che ci chiedevamo anche se si incrociavano per strada, se magari non scherzando lo dico, sia chiaro, ma magari non si dicevano parole. Ma voi ve la vedete oggi, cari concittadini, una giunta con Mauro Armelao e Matteo Penzo dentro? Dopo la dottoressa Zemello, massimo rispetto, nulla di personale, per carità. Tra l'altro è già andata via in questo 2 consiglio. minuti è andata via, vabbè, ha fatto vedere l'assessore, vabbè, per carità, nulla da dire, ma è una ragazza che non è mai entrata in comune. Se chiede dov'è l'ufficio protocollo, deve chiedere al commesso.
Ma qual è la qualità cioè nulla contro, è anche un'amica, cioè, mi bevo il caffè insieme. Ma come si può pensare che uno che non ha fatto un giorno di partito, di amministrazione comunale, possa fare l'assessore in un... È un momento, stanno votando, questi si sono rimessi insieme per votare lacrime e sangue della gente, con l'incoerenza di Fratelli d'Italia che ha criticato quel bilancio, oggi per 2 poltroncine lo vota. Ma io chiedo, cioè io prima di andare in regione ho fatto 2 o 3 mandati in consiglio comunale, prima di candidarmi in consiglio comunale ho fatto una vita di partito, può piacere o no è l'iter. Come si fa nel comune più importante della provincia a mettere assessore una persona al netto dello sconcerto, del combaciare questa idea politica di 2 che si sono massacrati? Cioè adesso come la mettiamo? Matteo Penso che con la Annot si sono massacrati. Adesso infatti la Annot aveva detto o lui o io, sì, però c'erano entrambi. Adesso per il bene della poltrona tutti e 2. Ricordiamoci poi gli attacchi, la Cassa di Riposo, gli attacchi di Armelao e della Lega nei confronti di Veritas, si devono dimettere quelli di Veritas che avevate scelto voi. Eravamo quasi all'era delle querele e adesso si mettono insieme, tra l'altro con un'offerta politica secondo me anche di poca esperienza, perché per fare l'assessore qui insomma non è che Chioggia sia la città dei bauchi che ti dice metta là, gioca al Monopoli. Una persona che io credo che se la incontro ti chiede anche dov'è l'ufficio protocollo, cioè per mantenersi il loro stipendio fino a fine mandato, il sindaco in primis sta condannando la città. Allora io chiudo dicendo che sono contento, perché se c'era qualche dubbio che la prossima volta vincevamo, perché Fratelli d'Italia, grazie al fatto che la minoranza non l'attaccava perché era in minoranza con loro, anche se Bullo e Micchetto venivano e Bullo votava, andavano via, grazie al fatto che non avevano il fardello della scelta di governo della maggioranza, ha vissuto di rendita, ha quasi costruito una nuova verginità, che adesso va tutto nella pattumiera, perché quindi io sono contento, perché la città è bene che li conosca fino in fondo, e quindi se prima c'era dubbio che noi le prossime elezioni avremmo riconquistato questa splendida città, adesso c'è la certezza matematica, perché anche chi poteva essersi costruito una verginità a destra sta dimostrando che per i propri interessi, quando dico personali intendo anche di prospettiva politica, non nettamente una cosa negativa, cioè tutti hanno degli interessi personali in politica, delle ambizioni, cioè anche io ho delle ambizioni per carità, però è evidente che stanno facendo una mossa che a me dispiace da cittadino, ma politicamente ci stanno regalando il comune. Il tema vero è come lo lasceranno. Il tema vero è chi se lo dovrà. Il tema vero è che chi arriverà troverà. Cioè Armelao, ragazzi, piaccia o no, dati alla mano, è il sindaco delle tasse, cioè mai nessuno ha tassato tanto la città. Meno male che eri il sindaco tra la gente, pensate se eri il sindaco tra i palazzi. Guarda, io sono molto sereno, sto qua, faccio il mio lavoro, grande anche poca istituzionalità, convocano il consiglio alle 19:40, ancora non c'è nessuno, cioè io non voglio dare lezioni a nessuno, ma ci sta che faccia ritardo uno, ma che 19:40 non ci sia nessuno, c'è anche una presa in giro. Io stasera avevo un impegno importante, ero in locandine e tutto, la mia città mi ha votato, sono qua a fare il mio, cioè nessuno è eroe, però poi dopo 40 minuti non ne mancano 2 per uno, mancano, cioè è tutta una grande pagliacciata che viene pagata dalla pelle dei cittadini di Chioggia, non ho altro da aggiungere. Augurandoti una